Buonasera, ben arrivata. Buonasera. Gabriella, ciao, come stai intanto? Insomma, abbastanza bene, io ti vedo in forma. Sì, siamo in forma, siamo un po' stanchi. Stanchi nel senso, cioè ci stiamo divertendo molto con queste dirette, sono seguite, cerchiamo di dare questo contributo anche nel periodo appunto di Natale, così. Ma dietro le quinte c'è anche un bel impegno, insomma. Sì, c'è molto lavoro. Questo richiede molto impegno, sì. E comunque ne vale la pena perché insomma gli argomenti sono tanti, sono belli, sono interessanti, siamo in clima natalizio e dunque quello che vorremmo è scaldare un po' anche il cuore delle persone, certo. L'animo delle persone, e non solo parlare di acquisti, di Covid, di centri commerciali, di pericoli cittadini, no, ci vuole un po' di tutto. Allora intanto io do un caldo benvenuto ai nostri follower, che alcuni di essi si sono già collegati in questo gruppo. Buonasera a tutti, siamo con Gabriella Bondi, un'amica che abbiamo intercettato strada facendo quest'autunno, che ci ha incantato per il suo modo di raccontare le cose, la sua preparazione anche, ma soprattutto il sentimento con il quale porta avanti le cose che ama. E ama le piante, ama la natura e ama tutto ciò che dà vita, insomma. Ecco. Quindi l'argomento, visto che siamo a dicembre, l'argomento ci sembrava molto carino affrontarlo in termini proprio contestualizzando il periodo natalizio, e quale argomento migliore se non quello di parlare dell'abete, che non è un abete vero questo, ma insomma almeno rende un po' l'idea, l'ambiente, no? La fotografia, l'immagine, l'atmosfera rende comunque un pochino l'ambiente, ecco. Allora Gabriella, cosa ci racconti di questo abete di Natale? Io naturalmente appunto del Natale vi posso raccontare. Un po' di più voce se puoi, sì, grazie. Che un po' di abbassamento, perché sono stata in giro tanto tempo, io vivo fuori. E allora, quindi del Natale, soprattutto io vi racconto del Natale della natura, cosa succede nella natura durante il periodo del Natale. E tratteggerò così alcune immagini, più che raccontare alcune trasformazioni che sono biochimiche e che non è la sede assolutamente questa di cui parlare. Però noi accogliamo questo evento del Natale nella nostra anima, insomma dovremmo perlomeno, non dovrebbe essere solo un attacco di comperite. E però anche nella natura succedono quasi delle magie, c'è un periodo assolutamente di sospensione che è proprio che va proprio da Natale, dal 25 di dicembre fino al 6 di gennaio. Di sospensione, diciamo. È proprio sospensione, una specie di... Noi vediamo che durante l'anno la Terra, la vita della Terra complessivamente, insomma dobbiamo pensare così come un essere intero, questo globo vivente, ha delle ispirazioni e delle espirazioni. Allora, noi vediamo che in autunno assistiamo a una specie di ispirazione, perché tutto quello che è stato ispirato dalla terra, quindi dai semi che sono nel terreno, le piante nuove quindi che sono spuntate, le foglie che sono rinate sugli alberi in primavera e in estate, e poi abbiamo avuto il fuoco dell'estate che ha maturato i frutti, che ha fatto venire fuori, appunto, ha fatto crescere i semi. E quando finisce tutto questo, quindi tutto questo sale, quindi un'ispirazione, ma a un certo punto comincia l'autunno, e l'autunno procede prima con questo fuoco ancora meraviglioso,
noi abbiamo alberi dorati, abbiamo colori meravigliosi, abbiamo degli arancio, abbiamo dei rossi e poi tutto quello che era in aria, tutto era sopra la superficie della terra, nella sfera dell'aria, ricade e di nuovo ritorna dentro al grembo materno. E succedono tante cose, perché appunto i frutti che erano nati durante l'estate poi si maturano, si dorano, si colorano, è un mondo di colori. Vediamo che appunto i semi vengono a essere messi nella terra, il contadino lo sa, perché appunto in settembre lavora, solca il terreno e poi viene la semina del grano, il quale attraverserà anche sotto la neve tutto quanto l'inverno. E quindi c'è questa specie di alchimia che subentra. Troviamo che nelle piante si accumulano anche tante sostanze minerali, le gemme si rivestono di silice, che è una sostanza, un elemento molto particolare, finissimo, però è quello che rifletterà la luce di tutta l'estate che è passata e se la porteranno appunto in questo rivestimento delle gemme, e questa silice entrerà anche a far parte del seme, e che sarà poi quello che praticamente darà l'avvio alla nuova pianta. E quindi dicevamo, da questo grande fuoco, da questo grande quasi è un falò, quasi diciamo di colori di autunnali, si forma alla fine questo paesaggio quasi in bianco e nero. Siamo a un chiaroscuro che è quello del novembre, non ci sono colori, a parte questo novembre che è stato abbastanza un'eccezione, però è vero, hai ragione. Solitamente novembre è il mese della nebbia, il mese dell'umidità, dove tutto si scioglie, le foglie si sciolgono nel terreno, e quindi entriamo praticamente verso dicembre, appunto ci avviamo verso il solstizio dell'inverno, e con quasi una specie di ideale mucchio di cenere che è caduta e che avviene lì. E da quel momento in poi i semi sono entrati dentro alla terra, tutto quello che avviene in natura è nascosto, noi non lo vediamo più. Ed è sempre stato, in più aumentano le giornate le ore delle tenebre, e quindi questo nascondersi, questo andare sottoterra, si sa, quando uno va sottoterra non è buon segno, non porta bene di solito. E in più questo buio, questa oscurità che arriva e veniva anche nell'antichità, dagli antichi veniva interpretato come il sopravvento delle forze della morte rispetto alla luce che è la vita. Però appunto anche in natura succede che c'è questa quiete sotterranea, appunto avviene nel grembo, ma non sappiamo più cosa succede, non vediamo più niente, e quando arriva il periodo tra Natale e l'Epifania, in quel momento lì la terra, che prima aveva ispirato in primavera estate, poi aveva ispirato tutto, rimane un attimo in sospeso. Arriva il solstizio, ma ancora per un po' di giorni, appunto fino alla Befana, rimarrà tutto un po' così, sarà tutto celato. Quando arriva finalmente, appunto, arriva il solstizio, e quindi c'è nella notte forse più lunga dell'anno, vince la luce, perché è questo, c'è questo scambio di vita e di morte, e a questo punto
con la luce del sole, il sole comincia piano piano, lentamente a ricrescere, e quando arriveranno le giornate più fredde dell'anno, che solitamente vanno tra metà gennaio e metà febbraio, grosso modo, i giorni della merla, famosi, che sono a fine di gennaio, allora in quel momento lì, dove tutto sta diventando un cristallo di gelo, perché la terra sta diventando talmente dura perché ghiaccia, non so se avete mai provato a lavorare alla terra, in questa stagione no, è veramente... non ho lavorato alla terra, però... vi assicuro che è come avere davanti il cemento, Esatto. Non si pianta la vanga, non si pianta niente, perché diventa dura come una pietra, e quindi è il massimo della rigidità, il rigor mortis, tanto per intenderci. A quel punto lì, però, questo processo di gelo, di irrigidimento, di cristallizzazione mortifero viene diciamo afferrato da quello del sole, che è di nuovo, sta montando di nuovo nella volta celeste, e quindi abbiamo di nuovo il miracolo della vita, e quindi avviene tutto questo. E gli antichi celebravano il solstizio, è sempre stato celebrato, ma persino dai Sumeri, che avevano anche loro il paradiso. È stato celebrato nell'antica Siria, gli Amerindi, quando ancora non li avevamo scoperti. È stato celebrato nella Persia, nell'antico Egitto, in Arabia, ma parliamo di parecchi secoli prima di Cristo, e forse già siamo nell'ordine dei millenni. C'era un grande rito, soprattutto in Oriente, in cui i celebranti si riunivano dentro questi santuari che avevano, e appunto nella notte più lunga dell'anno, e uscivano a mezzanotte, cioè quando c'è il cambio dell'anno, del sole, e annunciavano che la Vergine, intendendo in questo momento, cioè come simbolo, la costellazione della Vergine, ha partorito il sole, perché appunto rinasceva il sole, che era già visto già allora sotto forma di bambino. Poi la nostra liturgia cristiana ha questa associazione sempre del Gesù Cristo al sole, però diciamo che tutte le religioni precristiane avevano comunque questa immagine, era una cosa che, per quello che diciamo noi, per noi Natale è per tutti, perché lo conserviamo tutti, perché ce l'abbiamo tutti in qualunque civiltà. E a Capodanno, quindi a metà esatta tra il 25 dicembre e il 6 di gennaio, più o meno a metà, 31, succede qualcosa, e questo ce lo dice la scienza nostra contemporanea, non lo sa nessuno, ma soprattutto anche nelle zone di montagna, quelle più fredde, la linfa degli alberi ricomincia lentamente a montare verso l'alto. È proprio sperimentalmente provato. È strano, però è proprio sì, noi siamo quest'anno no, però saremmo stati intenti a far botti, i veglioni, a fare veramente di tutto. Invece no, in natura succede, c'è Capodanno. No, degli alberi. Poi ci sono piante a seconda delle specie, ma insomma diciamo gli alberi dei nostri boschi, gli alberi delle foreste, dalle Alpi in su. L'abete in realtà è più, come dire, questo in realtà continua, è per quello che viene chiamato appunto il sempreverde. E anche alcuni germogli si destano a vita, non salteranno fuori tranne che quando sarà il momento dopo che il sole ha scaldato l'aria, ma se uno scava a un certo punto sotto trova tutti i germogli pronti, cioè ci sono tante specie, anche di tanti fiori di montagna, e anche le zoospore delle alghe nei ruscelli che sono ghiacciati sotto alla superficie del ghiaccio ricominciano a muoversi.
le alghe si riproducono attraverso molti passaggi, uno dei quali è quello delle zoospore, perché non sono piante che hanno il seme, è un po' più complicato. Però sotto al ghiaccio rinasce assolutamente la vita e succede a Capodanno. E pensa te, la natura. Sì, uno non lo... Sì, è vero. Sì, proprio la natura. La natura. Cioè, però noi si vede che in qualche modo, in modo ancestrale, abbiamo capito che dovevamo festeggiare anche noi, solo che facciamo un po' di confusione ultimamente. E comunque, quindi la festa del Natale è anche nella natura la festa della luce, del ritorno, del calore, della vita. E anticamente, soprattutto nell'Europa centrale e settentrionale, c'erano queste grandi feste del fuoco, soprattutto nei paesi scandinavi, e incendiavano spesso anche un abete, perché il legno dell'abete ha in realtà brucia con una fiamma particolarmente luminosa, grazie alla resina che contiene, sì. E poi insomma dopo vedremo meglio cos'è. I sacerdoti degli antichi Celti, quindi i druidi, celebravano questa festa del sole vittorioso, quindi della luce che vince, della vita che vince sulla morte e sulla tenebra, e lo facevano come dovevano fare proprio i Celti. I Celti avevano che ogni mese dell'anno corrispondeva una lettera del loro alfabeto e un albero, una specie. Poi c'erano quelli che sono le vocali, che invece coincidevano con il solstizio d'estate, con i 2 equinozi. Poi noi diciamo le vocali sono 5, esatto, perché loro nel solstizio d'inverno invece celebravano 2 giorni, il giorno della morte e il giorno della vita. Associavano all'albero, associavano appunto all'ultimo giorno, associavano l'albero della morte, cioè il tasso, che è un altro sempreverde. E invece alla vita associavano l'abete bianco, ed erano proprio queste 2, Aildan, che si chiamava così. E anche analizzandoli sono entrambi 2 sempreverdi, però il tasso, che è tutto velenoso, poi già ancora i latini, Plinio che diceva mai addormentarsi sotto a un tasso, perché appunto è un albero insomma, ha parecchia tossicità. Immagino che anche le spore saranno tossiche o no? È tutto tossico, lui ha questi fruttini rossi che sono appunto gli arilli, solo la parte rossa non è tossica, se si mangia il semino sì, con un semino è difficile morire, sì, certo. Però viene un mal di pancia, però insomma quello. Ma non è solo il discorso della velenosità, se uno lo guarda, un tasso ha una forma piuttosto, quando diventa vecchio naturalmente, piuttosto tondeggiante, mentre l'abete è questa forma come una specie di freccia che punta verso il cosmo, verso le stelle, verso il cielo, verso la luce, sale così. Il tasso è una cosa un po' bassa, un po' tozza, quindi molto più legato, se vogliamo, alle forze della terra, della morte, giustamente, in questo era visto. E invece quindi loro diciamo che l'abete è anche più armonico, no? È più dolce, ha una forma slanciata, ma bisogna fare attenzione perché ha questo tronco verticale perfettamente. Poi vabbè, i nostri padri ancestrali veneziani usavano coltivarli in alcune zone, in alcune vallate del Cansiglio per esempio, perché in alcune vallate la luce era solo zenitale, quindi venivano perfettamente verticali e poi venivano usati per fare gli alberi delle galere, cioè esatto. delle barche, insomma, da guerra. Comunque era appunto fonte di la Serenissima, per esempio, sì.
andava a prendersi... Sì, no, ma aveva un piano di coltivazione, sì. Cioè non ha tutto il legname veniva da lì, quello più pregiato. Sì, dicevo, no? veniva soprattutto da lì, ma poi loro avevano che in una valle tenevano i frassini per i remi, sì. In un'altra tenevano gli abeti per gli altri, insomma, avevano, ma c'era per tutte le tre Venezie, ogni vallata aveva una sua disposizione, c'erano anche delle normative molto severe sull'uso degli alberi, non si potevano abbattere, soprattutto le querce. Ascoltami Gabriele, dimmi. In tutto questo l'avete? In tutto questo io adesso voglio farvici entrare, no, ma adesso ci arriviamo. Sì. Noi abbiamo che il nostro primo Natale, perché non è che il primo Natale l'hanno celebrato l'anno 34 d.C., no, hanno aspettato un po' di tempo, hanno aspettato 3 secoli e mezzo più o meno. 354 il primo Natale è a Roma, viene celebrato a Roma dopo che nel 313 l'editto di Costantino rende la religione cristiana legale, diciamo, quindi smettono le persecuzioni. Quindi nel terzo secolo. Quarto secolo, metà del IV secolo. E poi c'è questa strana cosa, noi sappiamo che appunto c'è questa rinascita appunto di celebrazione della vita, ma anche la stessa messa di Natale era quella di mezzanotte e un tempo iniziava veramente a mezzanotte, dopo poi c'erano c'era quella della veglia, insomma c'erano una liturgia complicata, però appunto abbiamo... alcune cose rimangono proprio nella nostra memoria, fanno parte del DNA umano di tutte le religioni. E adesso appunto per arrivare a questo abete, perché è un albero tutto sommato, perché è un albero? Un tempo celebravano con appunto i rami di Santa Barbara e andava bene, li facevano fiorire. Invece piano piano, ma questo è piuttosto recente, stranamente piuttosto recente, anche se sembra che ci sia sempre stata, e in realtà è piuttosto recente e comincia appunto, affonda le sue radici soprattutto nel Medioevo. Nel Medioevo erano diffuse molte versioni della leggenda aurea che parlavano di questo albero del paradiso, e questo albero del paradiso, che appunto in realtà era l'albero della conoscenza, uno è l'albero quello che ha causato la caduta, è l'albero della vita, che a un certo punto il figlio di Adamo trova intrecciati insieme, prende i 3 semi, con questi 3 semi succedono un sacco di cose, vengono messi nella bocca di Adamo. E poi quando Adamo muore ovviamente, da questo sepolcro verrà fuori un albero fiammeggiante e già abbiamo le candeline, già abbiamo qualche cosa che ci ricorda. Esatto. E da questo albero nascono da lì le candeline. Anche da lì. Io non voglio lasciare aperti tutte le interpretazioni. Sì. E quindi da questo albero Mosè ricaverà addirittura la verga, quella con cui ha aperto le acque del fiume del Nilo. Verranno fatto con le sue travi verranno fatte il tempio di Salomone e un sacco di altre cose, perché è lunghissima e poi ci sono tantissime versioni, per cui uno dice no, ma io ne conosco quest'altra. Sono tante, perché questo è il Medioevo, era fatto così, era fatto di racconti tutti orali e quindi cambiavano velocemente. E alla fine l'ultima cosa, questo albero della vita diventa proprio il legno invece della croce di Cristo, proprio quello, ed è sempre lui. Quindi c'è una specie, nasce con una specie di nostalgia per l'albero della vita. No, è un albero del paradiso, l'albero della vita. L'albero della vita. E nel frattempo, sempre nel Medioevo, succedono delle cose curiose. Venivano diffuse molte rappresentazioni, li chiamavano le rappresentazioni sacre. Praticamente le messe erano in latino,
E allora cominciavano prima i sacerdoti e poi dopo gli attori stessi erano contadini stessi, e c'erano queste sacre rappresentazioni che prima si svolgevano in chiesa, poi sul sagrato, poi addirittura nelle locande, ed erano scene della Bibbia. Siccome la messa era in latino e nessuno la capiva e tutti parlavano dialetto e tutti parlavano volgare, ricordiamoci Dante, il nostro Dante ha fatto una Divina Commedia che era la prima opera in volgare, perché il ceto colto dialogava in latino. E quindi per, diciamo così, far partecipare anche le persone con l'animo più semplice alle storie, per istruirle. Non avevamo né internet, non c'era Treccani, non avevamo niente, e quindi le persone venivano istruite attraverso queste sacre rappresentazioni, che erano in parte anche un po' comiche, cioè era una liturgia, c'erano molto seria, cominciano addirittura inscenando la passione, quindi non un evento allegro, però lo stesso inseriscono sempre delle gag, adesso le chiameremo gag, comunque dei frizzi, dei lazzi, qualche cosa, senza mai però che questa... è una comunicazione adatta. Sì, è una comunicazione morbida, diciamo, ma la solennità di questo evento non ne soffriva. La prima è stata nel 970 a Limoges, e su questo tipo di rappresentazione popolare dialettale lo stesso Dario Fo, il nostro Nobel, ci ha costruito tutto il suo teatro, che è solo quello, c'era poi tutta tradizione orale, e c'erano queste storie. Una di queste storie lo stesso nostro San Francesco, creando l'inventore del presepio, in realtà è un principio di questa liturgia così un po' drammatizzata, mette l'asinello, mette il bue, e lui che c'è, perché all'inizio non c'era Gesù bambino, lui invece ha celebrato l'Eucaristia in un altare. Però il principio era questo, tanto che appunto sono diffuse in tutta Europa, e quindi sono in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, e da tutte le parti ci sono delle versioni. Siccome il 24 di dicembre, prima che arrivi Gesù bambino, è da sempre stato la festa degli antenati di Gesù, e quindi di Adamo ed Eva. Si festeggiano, sono sempre stati festeggiati il 24 di dicembre. E quindi c'era una sacra rappresentazione anche lì del paradiso. C'era questo paradiso con questi alberi, e poi dopo appunto questi figuranti, c'era sempre l'angelo, c'era sempre quello che faceva con la barba lunga, che faceva il Dio Padre, c'erano Adamo ed Eva, e c'era il diavolo, il tentatore serpente. E appunto si svolgevano così un po' ovunque, soprattutto nelle locande. Queste persone molto semplici si trasferivano. Tra le più famose c'erano quelle che erano le rappresentazioni che chiamavano di Oberhofer, che era una minoranza di lingua tedesca che però era finita sul Danubio, vicino a Bratislava, cioè l'attuale capitale della Slovacchia. Ma avevano tutti, cioè più o meno c'erano diverse cose, ma c'era sempre questo albero che veniva ornato, c'erano questi alberi che appunto rappresentavano gli alberi della conoscenza, ed erano ornati con le mele rosse. Pensiamo al Medioevo, quello con i poveri fiocchi rossi, quello che potevano. E ce n'era addirittura una di queste era particolare, perché c'era addirittura questo che volevo dire, la musica era un commento, non era un vero commento, era proprio una coprotagonista, c'erano sempre dei musicanti o dei musici che arrivavano, e in una di queste c'era questo cantore arboreo, si chiamava proprio così, che calcava la scena, e poi seguito dalle schiere dei suoi musici, e arrivava nel sagrato della chiesa o della piazza, o sulla piazza, dove erano messi tanti alberelli su cui erano appese le mele rosse e ornati.
e c'erano le coppie dei ragazzi e dei ragazzi che appunto simboleggiavano gli Adami e le Eve, e lui portava, l'unico che non aveva uno strumento musicale, e portava in braccio un albero della vita, quindi sempreverde, e quindi che era però un ginepro, difficile portare un abete in grande intero, quindi aveva questo ginepro, sì. E quindi il ginepro, che un tempo poi era nel sapere medievale, era anche vittorioso su quelle che erano le forze della cosa, sulle forze avverse della natura, che venivano intese come demoniache. Quindi da lì, dalla diffusione, diciamo, di queste sacre rappresentazioni, soprattutto dall'uso di questo antenato, chiamiamolo così, del sempreverde abete, comincia a diffondersi a partire più o meno dal XVII secolo, ci sono delle testimonianze anche del XVI, ma in tutta Europa. E nel 1682 c'è il primo di questi alberi con le candeline. Le candeline perché simboleggiano in parte il fiore, perché in realtà è sempre il fiore arriva con il calore, con la luce, simboleggia la luce, è luce in realtà, è luce che si materializza. Il calore stesso del sole che vince, quindi è questa pianta che è sempreverde, che non perde le foglie, le conserva da 3 a 7 anni addirittura, e che invece appunto rimane ed è luminosa e porta nel cuore della notte più buia e più lunga di tutto l'anno, porta questa luce, e quindi è questo. Goethe nel 1774 ne descrisse uno nel suo romanzo I dolori del giovane Werther, e quindi evidentemente era ovvio, Goethe frequentava le corti, frequentava Weimar, era diciamo un'elite. Però immediatamente, da quando nel 1840, perché ormai sembra quasi si diffonde proprio la moda, e dal 1840 comincia la regina Vittoria con il principe Alberto di Sassonia, quindi era tedesco, portava questa cultura più germanica in Inghilterra, nel Regno Unito, poi il Regno Unito, e cominciano anche loro ad avere il grande albero di corte con le candeline. Di qui subito dopo arriva la Francia, perché la duchessa di Orléans, e anche la nostra regina Margherita di Savoia, subito dopo l'unificazione dell'Italia, quando finalmente la capitale anche del Regno Sabaudo arriva di nuovo a Roma, al Quirinale lei si fa realizzare, sistemare il suo albero, l'albero appunto, diciamo, quello veniva addobbato, sabaudo, addobbato, e soprattutto la cosa che rimane sempre con le luci. Adesso è molto pericoloso, è meglio che abbiamo le luci a LED, però un tempo effettivamente, e c'erano spesso anche dei fiori, e poi mettevano altre cose luccicanti, ma l'uso di mettere delle cose luccicanti c'è sempre stato un po' anche nell'antichità. E quindi l'abete è l'albero della vita del paradiso, è questa nostalgia che vi dicevo, appunto, anche quella della leggendaria aurea, è la nostalgia perché riconquistando con il proprio impegno, con il proprio lavoro, la conoscenza, perché a quel punto si accede di nuovo all'albero della vita, quindi all'immortalità. questo è. Ed è, se noi lo vediamo dall'alto, non solo, perché poi un abete è tutto impregnato di olio essenziale, perché è profumatissimo, e anche l'olio essenziale è altamente infiammabile, è prodotto solo con la luce e il calore, ed è altamente infiammabile, ma ogni ago
dell'abete ha delle piccole capsule che contengono questo olio essenziale. Inoltre appunto ha questi canali resiniferi che lo percorrono, e anche lì c'è la resina, che è sempre questo materiale molto calorico. In più emette una piccola foresta di conifere e di abeti, emette terpeni. I terpeni riescono addirittura a modificare il clima di una vallata. Quindi succede che se appunto durante l'estate i terpeni evaporano perché sono così infiammabili, così leggeri, fanno parte degli oli essenziali, diciamo, sono una componente, e vanno in atmosfera, dove incontrano in alto, incontrano i venti più freddi, quindi avviene una condensa, si formano le nuvole e piove. E quindi non è una cosa da poco. Cade. Sì, cade di nuovo l'acqua. No, non è una cosa da poco, però sotto all'abete è molto caldo. Non so se avete avuto l'esperienza di andare in un bosco durante l'inverno dove ci sono degli abeti molto grandi e sotto molto spesso non nevica perché la neve cade tutta sopra. Poi ha questi rami che sono un po' rivolti verso l'alto e si abbassano con il peso della neve, e la neve scrolla così tutto attorno all'albero, si fa una specie di trincea. Un igloo, diciamo. Una specie, sì. E lì è un ottimo rifugio, molto, soprattutto per gli animali, perché appunto lì sono in una specie di nido caldo. Sì. E non so se sapete, una volta pubblicizzavano tanto, adesso più, c'è la riserva del Bosco delle Cioce, non so se lo conoscete, su da Cortina, è riserva totale, cioè non si può accedere, però esistono, ci sono le ciocce, cioè le chiocce, e sono appunto abeti secolari sotto a cui si rifugiano appunto gli animali. E lì loro trovano, ma appunto sono talmente grandi, sono talmente belli, cioè è strepitosa, è qualcosa di maestoso, di solenne, di meraviglioso. E comunque anche il bosco stesso, comunque, quello semplice, non le ciocce, il bosco di abeti, quando si entra, ha questa atmosfera quasi di cattedrale, sembra di essere una cattedrale gotica, c'è questa verticalità, e poi e poi c'è questo lento, questo ritmo lento, no, non viene da saltare, viene proprio da riflettere, contemplare, c'è proprio un ritmo pausato. E un'altra cosa è che il legno dell'abete, se bruciato, produce nelle ceneri, produce una quantità incredibile, rimane una quantità incredibile di silice. Il silice, per noi biodinamici, è una sostanza legata assolutamente alla luce e al calore, e non solo, immagazzina luce e calore che poi può anche restituire. Quindi è veramente una specie di torcia vegetale, anche se non brucia, è comunque l'abete è una torcia vegetale. Comunque, se non sbaglio, poi il legno dell'abete è consigliato non bruciarlo. No, perché appunto perché emette i terpeni. È quasi un suo rifiuto, no? Cioè più che altro rilascia queste sostanze di calore tossiche, assolutamente tossiche, perché sono... E che comunque creano anche poi, non so, in un camino per esempio ti creano delle incrostazioni, delle resine. Sì, incrostano, quelle pericolosette. Anche è pericolosetto da questo punto di vista. Anche le pigne quando si fanno... Eppure è considerato anche un legno povero, perché se io frequento molto la montagna, e tutto ciò che è abete è legno basico quasi, sì, perché come dire, è un legno, poi tra l'altro vengono allevati. E l'ultima cosa di cui volevo dirvi è questa cosa qua. C'è sempre stata questa polemica, le polemiche sono due: una, se non è un simbolo religioso, e abbiamo visto che è ancora più religioso del presepio, perché ancora abbiamo delle assonanze con l'albero del paradiso, quindi più di così siamo a posto. L'altra polemica che spesso salta fuori è albero
albero di plastica, albero vero, e lì dopo c'è di vabbè, tutto. qui C'è un'impronta ecologica che viene effettivamente lasciata, però anche l'albero vero non è vero che viene tagliato perché vengono i boschi, o meglio, quando uno li va a comprare, se li vai a comprare in un vivaio, se li compri con tanto di certificazione anche della forestale, perché delle volte possono venire dai boschi, ma perché sono stati, cioè, vengono da un disboscamento legale, cioè programmato. Quindi in realtà non è poi così, è come gli azalei che comperiamo per la festa della mamma. Senti, ma il fatto di tagliare il tronco, parlo dell'abete di Natale, no? Sì, Che sì. tu lo compri, il fatto di tagliarlo e invece di prendere quello con le radici, Sì. perché anche qui adesso leggo ogni tanto qualche polemica, perché dicono almeno avesse le radici, poi uno va a ripiantarlo. Allora, quello di ripiantarlo un po' tante volte è una pia illusione, perché Sì, siccome lo portiamo in casa, cioè sto povero Cristo che è abituato a meno 12, meno 18 e noi lo teniamo praticamente a temperature tropicali, può anche resistere. Io sì, devo dire che prendendolo piccolo riesce a resistere più anni, poi li metti fuori, poi lo rimetti, insomma, ci si riesce, però quando sono appunto tagliati così devono avere la certificazione di Stato, insomma, cioè, ci deve essere una garanzia, sì, della forestale, che garantisce che quello non è stato, non è un albero che è stato predato. Molte volte addirittura un piccolo vivaio di abeti è anche un piccolo salvadanaio che si fa un contadino di montagna, con cui nel giro di 7-8 anni riesce a raggranellare un po' di soldi in più rispetto al suo, a quello che è il suo reddito, che non è poi così grande. Quindi in realtà poi ci sono oltretutto adesso molti servizi di ritiro di questi alberi, adesso a parte questi grandi magazzini, ma cominciano anche dei vivai, anche qua ne conosco almeno uno. No, fino all'anno scorso se lo portano da quest'anno no, non vengono, poi adesso che c'è l'emergenza. No, però io quest'anno conosco uno che lo fa lo stesso. Se no non possiamo fare pubblicità, se volete lo dico dopo, però conosco, lo fa. Senti, e ci crede. Tutto questo, i bambini. Ah, scusate, e questa cosa, se morirà nel vivaio, perché è difficile che lo rivendano, di solito diventa compost, cioè diventa, e quindi comunque è un uso corretto, diciamo. Ecco. No, dicevo, in tutto questo, i bambini come vedono l'abete di Natale secondo te? Ma cosa rappresenta sono sempre straordinari. Loro secondo me, cioè noi, chiunque, un essere umano, quando è bambino vede tutto quello di cui ho parlato io adesso e lo sa, poi se lo dimentica, ce lo dimentichiamo tutti quanti. In realtà hanno una freschezza, un modo di entrare anche in contatto con tutto proprio il mondo vivente, soprattutto quando sono piccoli, fino ai 7 anni, sono proprio quasi immersi dentro a nella vita anche della natura, oltre che appunto di altro, ma loro sono così, sono meravigliose da quel lato lì, e possono magari appunto fare anche loro i giochi, possono fare delle rappresentazioni. No, nel senso che l'albero ti dà anche l'opportunità nel farlo, diciamo, per Natale, di divertirti, di metterci anche qualcosa di tuo, no? Sì, ma poi si fa con papà, si fa con mamma, si fa col nonno, esatto. E c'è tutta questa, è una ritualità che poi rimarrà per sempre. Il ricordo del profumo dell'abete nella casa, o delle luci di una particolare luminosità, così, e quello rimarrà sempre, quello non si dimenticherà mai. Senti, invece, tenendo un attimo in sospeso l'abete, in tutto ciò il vischio? Il vischio è
proprio un capitolo a parte, perché questo, sì, no, è una pianta forse talmente nobile. Che origine ha? Il vischio, anche lì sono sempre i Celti che cominciano, Sì, c'erano però, proprio questi riti in cui venivano tagliati perché crescono su tutti gli alberi, cioè soprattutto su determinati alberi, c'è il vischio da quercia, c'è il vischio da agrifoglio, una delle caratteristiche anche farmacologiche parecchio diverse. infatti ti chiedo perché io leggevo Asterix. Ah sì, sì. E c'era certo. il druido Panorama Mix. No? Certo. E lui aveva il suo falcetto, no? Sì. E con il falcetto andava sempre a raccogliere il vischio, perché lui faceva poi, da buon druido, faceva tutto ciò che serviva. Certo, il suo... Quindi diciamo l'origine è proprio... L'origine no, è vero, ci sono proprio dei veri e propri riti celti, in cui in notti particolari dell'anno, sempre all'interno spesso di queste notti speciali, queste 12 notti che ci sono tra il Natale e il Capodanno, e venivano appunto tagliati, ma appunto è una pianta che è quasi come se non avesse, cioè vista come così, come da un punto di vista morfologico, cioè della forma. È una pianta che, uno dice, è un parassita cattivo, in realtà è una pianta che non arriva mai a mettere le radici nella terra, quindi è una pianta cosmica, cioè rimane nella sfera dell'aria e lei rimane lì, non è mai scesa giù, perché uno non può fare un vaso di vischio o piantarlo per terra, cresce solo e poi da una certa altezza in poi, quasi come un'orchidea, anche le orchidee non scendono, non si degnano di scendere. E non a caso appunto si possono confezionare dei farmaci con delle forti, c'è proprio una farmacopea, sono degli studi particolari, si fanno farmaci molto potenti, ma così quello è un altro discorso. E poi ci sono tutte le questioni i riti della fertilità, ci si bacia sotto al vischio, ma insomma ritorniamo ad Adamo ed Eva. Sì. Ritorniamo ad Adamo ed Eva, cioè come dire, uno la prende da lontano e dice comincio da Adamo ed Eva, aiuto! In questo caso è un viaggio che abbiamo fatto. Quante belle tradizioni, vedi che il Natale ci porta di tutto, no? Ci scalda il cuore, ma ci porta anche indietro nel tempo. E a fare tante considerazioni, per tante volte vedi un addobbo e pensi che sia solamente fine a se stesso, perché alcune volte sì, però alcune volte sì, no, ma comunque voglio dire, l'origine è dietro, no? C'è sempre. Sai che abbiamo terminato il nostro tempo? Benissimo, io ho terminato quello che volevo dire. È stato veramente scorrevole, bello. Grazie, spero che sia piaciuto. Ah sì, io lo spero. E sicuramente chi avrà voglia, magari chi non è riuscito, lo troverà sul nostro gruppo Facebook, e sicuramente. Però ecco, era una cosa anch'io ci tenevo moltissimo alla tua partecipazione. Grazie moltissimo. Sì, perché ti ho conosciuta, dicevo prima, in quell'occasione e mi aveva affascinato il tuo modo di raccontare le cose, te lo dico. Penso sia una cosa bella quella che ti dico, anzi. Anzi, per carità. E dunque spero ci saranno anche altre collaborazioni, adesso stiamo facendo tutto il nuovo palinsesto per il 2021, dunque ci sono degli argomenti che ti interesseranno moltissimo e alla quale ti chiederemo anche di partecipare. Ti avviso. Va bene, avvisata. Non è una minaccia. No, assolutamente. No, l'ultima cosa, se posso... certo. Io è un libro che amo moltissimo, ve lo metto qua. È un libro che appunto è Arboreto Salvatico di Rigoni Stern, e ogni capitolo è dedicato a un albero, ce n'è anche uno sull'abete, ed è il suo racconto di come lui li ha vissuti questi alberi, perché lui parla solo degli alberi che lui conosce.
È molto bello e così, se a qualcuno viene in mente, visto che c'è più tempo a Natale per leggerlo, oppure per regalo per Natale. Adesso questo è vecchio come il cucco perché io ce l'ho da tanti anni, sì, però sì, è l'edizione. Voglio dire, no? Sì, no, penso sia rimasto abbastanza penso che andrò uguale. a prendermelo. Sì, perché è molto scorrevole, molto bello, sì. poi ha questo eloquio piacevole, sì. Certamente. Bene, allora io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio Gabriella Bondi per averci dedicato una piacevolissima ora con noi e con chi ci ha seguito naturalmente, e voglio ringraziare i due fratelli Trevisan, Massimo Trevisan e Alessandro Trevisan di Abitare 3. Noi siamo, come sapete amici, siamo in questa loro location di Corso del Popolo 95, è un negozio di arredamento molto bello, bellissimo, bello. E devo mi sono sentito una registrazione di chi ti ha preceduto qualche giorno fa, sì. E a un certo punto siamo nel negozio più bello di Corso del Popolo. Non ci avevo mai pensato, ma ha perfettamente ragione. È il negozio più bello di Corso del Popolo, che merita una visita, perché poi in questo momento ha delle cose per la casa. In questo momento passiamo più tempo a casa che fuori, diciamolo, sì, per forza. E anche per fortuna, perché così ci facciamo i bravi, no? Ci dicono così. Esatto. Quindi un mio ringraziamento a Trevisan, anzi vieni dai, che ti faccio dire due parole, perché tanto siamo sotto Natale, qualcosa vorrai dire anche tu o ti chiami fuori così di brutto? Cosa posso dire io? Più che ringraziare della vostra... Ci fai gli auguri. Buonasera a tutti. Ci fai gli auguri. E appunto più di ringraziare voi e tutte le belle cose che si impara ogni volta, perché devo dire che effettivamente ogni volta c'è sempre molto da imparare. E quindi sono io che ringrazio voi di tutto. Faccio gli auguri a lei, ad Andrea e a tutti praticamente, buone festività. Grazie. E speriamo bene. Dai. Io ricordo solo che venerdì abbiamo un incontro con l'autore ancora, con Annalisa Bruni, e sabato invece ci sarà Libri sotto l'albero, e sempre la rubrica dedicata alle letture, ai libri e agli autori, insomma. Questo è una cosa, è una rubrica molto bella, molto seguita. Saranno le ultime 2 puntate, poi avremo come ultima qui dai fratelli Trevisan sempre un incontro con l'autore, ma sarà diciamo presentato dalla nostra Maria Laura Faccini, che presenterà il libro il 22, che è martedì, quindi martedì 22 alle 18:30 Maria Laura Faccini presenta La Boccardi, l'ultimo libro di Alda Vanzan, esatto, per Feltrinelli 2020. Dopodiché ci dedicheremo tutti quanti al Natale, sperando di aver fatto cosa gradita e di avervi tenuto compagnia. Nel frattempo, Gabriella, grazie ancora. Grazie a voi ancora. Buona serata e alla prossima. E buonasera a tutti.